Stop the clocks, it's amazing. You should see the way the light dances up your hair. A million colors of hazel, golden and red. Il nome Peschici è molto probabilmente di origine slava, in quanto le origini risalgono al popolo degli Schiavoni, chiamati dall'imperatore Ottone I per liberare il Gargano dai Saraceni nel 970 d.C. Dopo il 1000 la città di Peschici passò sotto il feudo di Monte Sant'Angelo, donato da Guglielmo II alla moglie Giovanna d'Inghilterra. Nel tardo Medioevo Peschici passò momenti drammatici nella contesa tra l'impero di Federico II ed il Papa Gregorio IX, che inviò nel 1239 25 galee da Venezia, ma senza riuscire a conquistare Peschici e Vieste. A Peschici il principe di Schitella, Francesco Emanuele Pinto, nel 1735 restaurò il castello, che ancora oggi è possibile ammirare per la posizione a picco sulla rupe e per l'imponenza della costruzione. Ed eresse è la Torre del Ponte, che marca l'entrata dell'attuale centro storico. Questa torre comunica a destra con la Torre di Calalunga, verso Vieste, e a sinistra con la Torre di Montepucci, verso Rodi, mediante segnali a base di fuochi. Alla fine del Cinquecento, per evitare i continui saccheggi da parte dei pirati saraceni, vennero fatte costruire lungo la costa le torri costiere, che ancora oggi sono presenti e discretamente conservate. La chiesa di Sant'Elia è la chiesa madre di Peschici, costruita intorno al 1200 con grossi massi di pietre marmoree provenienti dalle cave della zona. Il suo interno, con pianta a croce latina, si presenta con un notevole arco trionfale, un bellissimo altare maggiore e 6 cappelle laterali. Oh, I will hold on to the afterglow. Oh, I will hold on to the afterglow.